Si è svolta all'interno del centro commerciale La Selva di Sora l'8ª edizione del format Prenditi cura di te, informati e previeni, ideato dall'associazione culturale no profit Iniziativa Donne di Sora. Un appuntamento organizzato dall'associazione nel mese dell'Ottobre Rosa dedicato alla prevenzione per ricordare l'importanza di effettuare gli screening che spesso salvano vite. Oggi è l'8ª edizione del format Prenditi cura di te, informati e previeni, una manifestazione alla quale la nostra associazione è molto legata. Ringraziamo il centro commerciale per aver ospitato questa 8ª edizione e a tutta la macchina organizzativa che ha permesso di parlare di prevenzione, dai più piccoli alle scuole, ai professionisti, le testimonianze e non ultimo la banca dei capelli che ci accompagna ormai da tanti anni. Noi sul territorio l'abbiamo calata più di 10 anni fa ed oggi consegneremo la 27ª parrucca all'ASL di Frosinone, un progetto benefico che abbraccia più di 30 comuni, più di 150 saloni di bellezza e quindi in questa giornata il nostro grazie è rivolto a chi fa della prevenzione uno stile di vita. Partner dell'associazione Iniziativa Donne per questo importante appuntamento, il centro commerciale La Selva. Bellissima manifestazione, come al solito riuscita alla grande e che ci consente di poter andare con altri eventi a seguire che prima della fine dell'anno porteremo in porto e niente, è una manifestazione alla quale non si poteva non partecipare perché parliamo di prevenzione, parliamo di informazione sulla salute e quant'altro e quindi insomma siamo qui, siamo per dare tutte le necessarie informazioni ai nostri clienti e ai nostri amici. Al primo piano del centro commerciale senza appuntamento è stato possibile tagliare gratuitamente i capelli aderendo al progetto benefico Banca dei Capelli per sostenere la realizzazione di parrucche organiche e durante l'evento è stata consegnata la 27ª parrucca all'azienda sanitaria locale, figlia dell'impegno dell'intero territorio. Ringrazio l'associazione Iniziativa Donne, collaboro con loro da anni e sono fiera e onorata di partecipare a questa iniziativa e raccogliamo capelli in tutte le piazze per parrucche che poi vengono donate al reparto oncologia dell'ospedale Santissima Trinità di Sora. Oggi siamo lieti di stare qui al centro commerciale La Selva appunto per rappresentare il mese di ottobre, il mese della prevenzione. Presso la postazione dell'Associazione Fratres Donatori di Sangue di Sora è stato possibile gratuitamente eseguire la misurazione dei parametri vitali come la temperatura corporea, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la saturazione di ossigeno. Presenti anche i responsabili della UOSD Coordinamento Screening dell'ASL di Frosinone per prenotare mammografie bilaterali, screening della cervice uterina e gli screening del colon retto. Siamo qui presso il centro commerciale La Selva per un evento itinerante che è finalizzato alla promozione della prevenzione, in particolare del tumore al seno. Ma noi non facciamo solo prevenzione del cancro del seno, ma anche degli altri due cancri che purtroppo sono piuttosto diffusi anche nella nostra provincia, che sono il cancro della cervice uterina e il cancro del colon retto. Per la cervice uterina proponiamo l'HPV test e il PAP test in età diverse a seconda appunto del target previsto dal programma. Per il colon retto riserviamo la consegna del kit per la ricerca del sangue occulto, che è il test di screening per la prevenzione del tumore del colon retto. Per quanto riguarda la mammografia invece stiamo prendendo le prenotazioni alle donne tra i 50 e i 74 anni che non hanno effettuato una mammografia nei 2 anni precedenti. Volevo ricordare a tutti che i percorsi di screening, quindi la nostra attività, si svolge tutto l'anno da gennaio a dicembre e non soltanto nel mese di ottobre, che è un faro che la Regione accende per sottolineare l'importanza della prevenzione e per ricordare alle donne l'importanza appunto di fare prevenzione. Si è poi tenuto il talk sulla prevenzione moderato dalla vicepresidente di Iniziativa Donne Enrica Canale Parola,
che con gli esperti ha affrontato i temi che mettono al centro l'importanza del fare prevenzione.